Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Aprirà questo pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30 lo sportello attivato dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale all'hub vaccinale dell'Ente Fiera di Martignaco per risolvere varie problematiche legate al rilascio del Green Pass. Tutti i friulani bloccati in casa, pur essendo guariti dal Covid, e coloro che, pur avendo completato il ciclo vaccinale o effettuato la terza dose, non dispongono della certificazione verde necessaria ormai per molteplici attività, avranno a disposizione degli operatori che li assisteranno. Sarà possibile anche spostare la data di somministrazione del vaccino. Lo sportello è accesso libero. Oltre a questo pomeriggio sarà attivo anche mercoledì 16 febbraio dalle 14:30 alle 18:30 e giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 12. Il servizio è riservato ai residenti del territorio dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, l'ex provincia di Udine, o che hanno effettuato la vaccinazione presso i centri vaccinali di ASUFC. Siamo consapevoli delle difficoltà per molti cittadini, ha fatto sapere il direttore generale dell'azienda Denis Caporale, e per questo abbiamo organizzato uno sportello dedicato per verificare e correggere qualche errore che può esserci stato. E da domani, 15 febbraio, il Green Pass rafforzato diventerà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e quello privato che hanno più di 50 anni. Senza il certificato verde i lavoratori non potranno accedere ad uffici, aziende, negozi e altre sedi di lavoro. Gli over 50 che lavorano devono aver effettuato le 2 dosi di vaccino o essere guariti dal Covid. Il lavoratore che comunica di essere privo di Green Pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino a quando presenta la certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso. La sanzione amministrativa nel caso in cui un lavoratore venga sorpreso senza Green Pass è stabilita nel pagamento di una somma da 600 euro ai 1500 euro, mentre la sanzione di 100 euro si applica agli over 50 che alla data dell'1 febbraio non abbiano fatto la prima dose, a coloro che dopo l'1 febbraio non abbiano fatto la seconda dose e chi non sia sottoposto a richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19. Le multe arrivano con la cartella dell'Agenzia delle Entrate. È stato presentato questa mattina all'Università di Udine il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo. Il progetto per il recupero dell'area di Sant'Osvaldo ha messo insieme politica, sanità e università con lo scopo di creare un centro di riferimento per i cittadini. Ha coinvolto anche gli studenti universitari che stanno frequentando all'Università di Udine il corso di laurea magistrale di architettura. All'Ateneo Friulano sono stati presentati 3 progetti. Avere a disposizione delle menti fresche, svincolate da delle dinamiche che non necessariamente condizionano la professione, molto ricettive, dall'altro la possibilità per loro di sperimentare su un caso applicato, concreto, molto complesso. Alla presentazione è intervenuto anche il vice governatore Riccardi. È un pezzo di città che ha bisogno di essere rigenerata e l'università consentirà intanto di far discutere di questo pezzo di città e secondo me di far discutere anche sul valore della salute mentale, di come è cambiato e di come sta ancora cambiando. Quindi ci sono aspetti sociali, aspetti culturali, aspetti ambientali e chi meglio dell'università, stimolando anche i giovani, può cercare di individuare delle soluzioni sulle quali poi la Regione potrà procedere avendo scelto in maniera importante per questa città un investimento di 25 milioni di euro. Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso dell'EP SpA risultata aggiudicataria della gestione del servizio di ristorazione scolastica dei centri estivi cittadini per gli anni 2020 e 2021 e successivamente a seguito di disservizi e delle relative indagini avviate dalla Procura della Repubblica, oggetto di provvedimento da parte dell'amministrazione con conseguente risoluzione del contratto in favore della seconda classificata, la CAMST, contro il diniego da parte del Comune di Udine di fornire a seguito di richiesta ed accesso agli atti nominativi dei componenti della Commissione Mensa e i dettagli dell'offerta tecnica presentata dalla CAMS. Il giudice amministrativo ha ritenuto corretta la decisione dell'amministrazione di tutelare i nomi dei componenti e di tenere riservata l'offerta economica. Soddisfatto della sentenza il sindaco di Udine Pietro Fontanini, è importante che si sappia chiaramente che a Udine si lavora seriamente rispettando le regole, ha affermato il primo cittadino, chi è abituato altrimenti
altrimenti può anche astenersi dal presentare la propria domanda ai bandi. Questa amministrazione, ha chiosato Fontanini, non è disposta a tollerare approssimazioni o letture elastiche di quanto previsto nei capitolati. Amareggiato del risultato ma non della prestazione mister Cioffi, che però ora è atteso da due sfide complicate contro Lazio e Milan. Il risultato è bugiardo in termini di probabilmente di calcio proposto. Non so cosa dire ai ragazzi, nel senso che prestazione, mentalità, atteggiamento è sempre stato al top. 4 gol non vengono per caso, quindi sicuramente avremo la settimana per analizzare delle imperfezioni fatte. Per riderci un po' sopra, diciamo che la fortuna che abbiamo avuto col Torino c'è stata ripresa con gli interessi. Non ho rammarichi sulla preparazione della partita, credo che, anzi sono certo che loro hanno fatto gol nei momenti migliori nostri, non è che l'hanno fatto dopo un assedio, l'hanno fatto one shot one goal, cioè, quindi è fuori controllo. Sicuro prendere 4 gol, ci sono degli errori e ci sono delle sbavature, diciamo che siamo stati puniti un po' troppo severamente. Andiamo a San Daniele, all'Auditorium alla Fratta, per lo spettacolo del Teatro Stabile Friulano La Chiase. Per il circuito ERT ente regionale teatrale all'Auditorium alla Fratta di San Daniele ha fatto tappa La Chiase, Lagrimis di Aiar e Sorelli, prima storica produzione del Teatro Stabile Friulano al debutto lo scorso maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, tratta dal primo testo teatrale della trilogia carnica che il drammaturgo e poeta Ciro Angeli scrisse nel 1937, con adattamento del testo italiano della regista Carlotta Del Bianco assieme a Paolo Patui, traduzione in marilenghe di Paolo Sartori e musiche di Elsa Martin, con sul palco Caterina Bernardi, Manuel Buttus, Caterina Comingio, Alessandro Maione, Elsa Martin, Paolo Mutti e Vladimir Jurk. La Chiase, che come accennato fa parte della trilogia carnica assieme a Con mio fratello il ciliegio e Dentro di noi, è soprattutto un teatro di parola attento alle atmosfere e psicologie di una carne aspra legata ai suoi miti e al corollario doloroso delle partenze vissute tra accettazione e gesti ribelli. Racconta Maddalena, che è incapace di accettare la solitudine, tradisce il marito ma si lascia morire per cancellare il disonore. Estranea ad ogni intento folclorico, documentario e sociologico, La Carnia degli Angeli, mentre dà testimonianza di un paesaggio umano della fame, si trasfigura in metafora del male e della colpa che impedisce la gioia, la leggerezza e l'innocenza attraverso personaggi inseriti in una comune esperienza esistenziale. L'autore Ciro Angeli da Cesclans è uno degli operatori culturali più significativi nell'Italia del secondo dopoguerra. Poeta raffinatissimo, autore teatrale estremamente moderno, non è mai stato rappresentato in Friuli da compagnie professionistiche. Con il suo allestimento il Teatro Stabile Friulano ha spogliato il testo da ogni aspetto naturalista per farne un dramma psicologico estraneo ai tempi. Il telegiornale termina qui, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.